primo intervento, Orlando Zorzenon è di casa qui ad Aiello, ha realizzato numerose meridiane negli anni e anche quest'anno ha riprodotto una meridiana che ci giunge dall'antichità, conosciuta con il nome di Prosimna, e una meridiana che inaugureremo tra l'altro nel pomeriggio ed è presente qui nel cortile delle meridiane. Ma per sapere qualcosa di più e anche per capire la costruzione come veniva fatta nel passato, Orlando ce ne parlerà al riguardo, presentando la meridiana e poi in particolar modo facendoci vedere due brevissimi filmati. L'argomento è piuttosto complicato. La sfera di cui vi parliamo è questa qua. Questo orologio solare è stato scoperto nel 1935 a Prosimna in Grecia, tra le rovine. Questo orologio ha 3 quadranti, questo sotto, questo sopra. Questo sotto è stato chiamato a spina di pesce, questo sopra è stato chiamato a linee curve, poi quest'altro dietro, a nord, è stato chiamato con cerchi a goccia. In questo punto vediamo questi dischetti che invece segnano le ore. Le ore in questo quadrante vengono lette al terminatore. Cos'è il terminatore? È la luce che, pensate, questa parte fosse la parte est, viene illuminata questa parte, da questa parte è l'ombra, e il punto dove si incontrano luce e ombra è il punto di lettura. Mi sono un po' messo in confusione. Dunque, essendo così complesso questo tipo di tracciato, praticamente sono state date nel tempo diverse interpretazioni. Da queste interpretazioni anch'io ho voluto aggiungere qualche tassello sperando che abbia aggiunto qualcosa di interessante, no? Ecco, allora, tornando indietro, per calcolare la latitudine del posto, cioè sono due cose che interessano di questa sfera: dove abbia potuto funzionare, con quale latitudine, e il metodo della costruzione di questi quadranti. Per quanto riguarda i quadranti, in particolare quello sopra e quello dietro a quei cerchi chiamati a goccia, non ci sono state delle grandi difficoltà a capirlo. Invece la difficoltà è più nel capire il posto dove abbia funzionato, cioè la latitudine del posto. Per calcolare la latitudine di uno di questi quadrati comunque non è così complicato. Fate conto che questa è la sfera nella parte alta ha lo zenit, nella parte bassa sarebbe lo zonir, il nadir, sì. Questo è l'orizzonte e questa è la linea equinoziale.
misurando la distanza tra lo zenit e la linea dell'equinozio, raggiungendo il centro della sfera, questo triangolo ci dà la latitudine del posto. In questo caso, con i miei calcoli, io ho stabilito che questi due quadranti sopra abbiano una latitudine di 33 gradi. E con una latitudine di 3 gradi questi due quadranti avrebbero funzionato alla latitudine di Baghdad in Iraq o in Siria a Damasco. Ecco. Invece il quadrante che più ha impegnato perché lo hanno studiato è questo è il quadrante originale, che è quello in basso a spina di pesce. Allora io cosa ho fatto? La cosa che mi interessava era di sapere dove abbia funzionato e in particolare la sua posizione, che essendo qua sotto nella sfera, gli altri due quadranti in alto, è logico, il Sole è alto e li illumina alla sua latitudine funzionano. Lì sotto il Sole così in basso non li avrebbe fatti funzionare. Allora ho pensato che per questo quadrante bisogna trovare la latitudine. Ho fatto dei campioni e questo è il campione che più si avvicina come forma a questo quadrante. Questi due altri quadranti invece hanno latitudini diverse, cioè se questo ha 24 gradi, questo 34 e questo 38. Ho constatato che aumentando la latitudine questi triangoli si allargano. In questi triangoli abbiamo la linea del sorgere del Sole e quella del tramonto. Per calcolare uno di questi quadranti si parte sempre dalla latitudine, ma in questo caso la latitudine non la sappiamo. Allora cosa ho pensato? Ho pensato di partire in forma inversa, cioè se per costruire un orologio si parte da latitudine e si va via con i diversi passaggi, ho pensato di retrocedere con i passaggi e alla fine per trovare la latitudine. Come ho fatto? Ve lo facciamo vedere adesso in un filmato. Dopo questo filmato vi facciamo vedere anche come è possibile costruire uno di questi quadranti. Su questo quadrante, dove sono presenti dei grossolani errori sulla suddivisione delle ore, si considera come unico e valido riferimento l'angolo formato dalle due linee orarie dell'alba e del tramonto tra l'equinozio ed il solstizio estivo. Per la determinazione della latitudine si procede come segue. Il triangolo sagomato con un cartoncino ci aiuta a rispettare la stessa angolatura di quello originale. Dal punto di intersezione della linea dell'alba e il solstizio estivo si punta il compasso con apertura a 90 gradi e si determina sulla linea del calendario del solstizio estivo 23,5 gradi il punto sul globo del sorgere del Sole e dell'orizzonte. Da questo punto, sempre con il compasso, si determina sulla linea del meridiano lo zenit. Dallo zenit si traccia la linea dell'orizzonte e a seguire, con l'aiuto di un goniometro, si misura l'angolo tra lo zenit e la linea equinoziale. La sua ampiezza determina la latitudine della meridiana, che corrisponde nel nostro caso a 24 gradi.
Il presente video ha lo scopo di indicare le varie fasi necessarie alla costruzione su un globo di un quadrante solare a spina di pesce, simile a quello del globo di Prosimna, città archeologica della Grecia. Il quadrante viene tracciato sul globo con il solo uso di un compasso ed un metro da sartoria, come probabilmente veniva fatto più di 2000 anni fa. Per costruire su un globo il quadrante solare a spina di pesce si devono rispettare i seguenti passaggi. Si punta il compasso sull'alto della sfera e con arco d'apertura pari ad un quarto della circonferenza si traccia sul globo il cerchio che rappresenta sulla meridiana la linea d'arco dell'orizzonte. In questo caso il compasso ha un angolo di 90 gradi. Il punto d'origine del compasso è lo zenit della meridiana. Puntando il compasso con la stessa apertura di 90 gradi in un punto lungo la linea dell'orizzonte, si va a tracciare un semiarco che unisce due punti dell'orizzonte. Questo tratto rappresenta sul globo la linea meridiana del quadrante. Si predispone una sagoma di cartone con la forma del semicerchio del globo, con indicati sul semiarco i seguenti punti. Il polo, determinato dall'angolo della latitudine a partire dall'orizzonte, che nel nostro esempio è pari a 24 gradi. Poi lo zenit, il punto dell'equinoziale a 90 gradi dal polo, la posizione dei solstizi di calendario determinati dall'angolatura dell'equinoziale di più 23,5 gradi verso l'alto e di meno 23,5 gradi verso il basso. E per finire anche l'apertura angolare dei solstizi dell'orologio solare che nel nostro caso, per praticità, consideriamo pari a 18 gradi. Si posa la sagoma di cartone lungo l'arco meridiano, avendo cura di far rispettare i riferimenti sullo zenit e sull'orizzonte del globo precedentemente tracciati, e si andranno a riportare sul globo i punti di riferimento del polo, dei solstizi di calendario, dell'equinoziale e dei solstizi del quadrante solare a spina di pesce. Si punta il compasso sul polo e con apertura sempre a 90 gradi si traccia il semiarco dell'equinoziale. Per tracciare i semiarchi dei solstizi calendariali si mantiene il compasso puntato sempre sul polo. Si riduce la sua angolatura fino al punto precedentemente individuato e si traccia l'arco del solstizio calendario estivo più 23,5 gradi. A seguire si amplia l'angolo del compasso oltre i 90 gradi e si traccia l'arco del solstizio calendario invernale meno 23,5 gradi. Si procede al tracciamento dei solstizi del quadrante effettuando un doppio puntamento con il compasso sempre con apertura a 90 gradi, partendo dai punti dei 18 gradi precedentemente segnati, riportandoli sempre sull'arco meridiano verso l'alto e verso il basso. Da quei punti, invertendo il compasso, si tracciano gli archi del solstizio estivo ed invernale del quadrante solare a spina di pesce. Si divide l'arco dell'equinoziale con l'aiuto di un metro da sartoria in 12 parti uguali, 6 a destra dell'arco meridiano e 6 a sinistra. Ogni punto segnato andrà ad indicare le 12 ore antiche. Con la stessa procedura si suddividono in 12 parti uguali i due archi calendariali dei solstizi. Puntando il compasso, sempre con apertura a 90 gradi, su ognuno dei 12 punti individuati sugli archi calendariali dei solstizi, si andrà a segnare i punti delle ore sugli archi dei solstizi del quadrante. Le prime 6 ore antiche da un lato del meridiano e a seguire la stessa procedura sull'altro lato. A questo punto non rimane che collegare i 3 punti individuati di ogni ora con 2 linee.
che indicheranno nell'insieme le 12 ore antiche dell'orologio solare. I lati che formano la figura di due triangoli nel centro del quadrante rappresentano l'istante dell'alba e del tramonto. Il globo meridiana a spina di pesce è completato e funziona se orientato a sud. I due archi calendariali che sono serviti alla costruzione della meridiana vanno cancellati per lasciare sul globo solo la figura del quadrante solare a spina di pesce. La lettura dell'ora è possibile quando il globo è illuminato dal sole e il terminatore interseca il quadrante. Il terminatore è l'arco di cerchio massimo tra la parte illuminata e quella in ombra visibile sul globo. Per leggere correttamente l'ora è importante consultare sul quadrante il terminatore nel periodo dell'anno di riferimento. Si consulta la parte sotto l'equinoziale quando la lettura viene fatta in un periodo dell'anno che va dall'equinozio d'autunno a quello di primavera. Quella superiore se la lettura dell'ora viene fatta dall'equinozio di primavera a quello d'autunno. Rianimazione ad aiello del globo di Prosimna e Matelica ad ore antiche. Le ore antiche sono ore ineguali, lunghe d'estate e corte d'inverno. Segnano la 12ª parte della giornata diurna dal sorgere al tramonto del sole. Il terminatore segna le ore 2:30 in un periodo prossimo al solstizio d'inverno. Il terminatore segna le ore 10 in un periodo prossimo al solstizio d'inverno. Mancano quindi 2 ore al tramonto.